È arrivata un'altra ordinanza, continuiamo, adesso spiegherò anche questa ordinanza, però insomma ieri abbiamo sbloccato i barchini, cominciamo a aprire le attività, aprite tutto, scuole, asili, fate con tutte quante la prudenza del caso. Sta là a centellinare oggi sì, domani vedremo, e uno è là che prega se può aprire l'attività, tanto il muore di fame. Il sindaco Brugnaro non ha gradito troppo l'ultima ordinanza emanata dal presidente Zaia, in cui, per quanto in suo potere, ha allentato alcune restrizioni alla luce del trend positivo sui dati sanitari degli ultimi 11 giorni. I sindaci devono tornare a essere centrali perché hanno scaricato su di noi tutto. Questi fanno ordinanze e scrivono nelle ordinanze che non è a costo dell'amministrazione. No, per forza, se è a costo nostro, grazie, non costa l'amministrazione. Apriamo, chiudiamo, adesso sì, dopo no, 2 giorni, 1 giorno. Come fa la gente a capire che qualcosa? Adesso basta questa storia, vogliamo precise telefonate da parte del governo e della regione su certe robe. Vogliamo essere informati prima, no alle 3 verso i cimiteri. E cosa vado? Mi verse quei ciave? C'è già la gente davanti. Vogliamo essere informati prima, no ai comunicati stampa. So qua che me leso le ordinanze, come che, cioè, è pronti era da ieri, ma non ho capito. Affermazioni che trovano replica immediata del governatore. Se l'è presa aveva tutte le ragioni di prendersela, perché comunque mi rendo conto che le ordinanze spesso vengono adottate in tutta velocità. Noi le subiamo da altre parti, insomma siamo in un momento nel quale non è facile programmare tutto. Questo non vuol dire che non sia fondamentale il dialogo con i sindaci. Capisco che hanno avuto qualche difficoltà, però dovevamo adottare un'ordinanza che fosse assolutamente immediata, visto considerato che le richieste sono state molte nelle ultime ore. Brugnaro tocca poi un aspetto delicato. Adesso si è capito che siamo una curva discendente, bene, non c'è da fare trionfalismo, no, faremo anche questo numero di morti però, conteremo quanti morti sono successi l'anno scorso e quest'anno, faremo sti numeri, perché speriamo che non sia tutto un bluff sta roba qua, ho capito ma sono stanco. Io so solo che abbiamo 1288 persone che sono morte, so che siamo andati in difficoltà, 9 ospedali chiusi, abbiamo dovuto allestire 825 terapie intensive quando il Veneto mediamente ne ha una dotazione di 464, sono 494, abbiamo dovuto comprare respiratori, abbiamo fatto magazzini di mascherine, quindi dico, non ho sentito i tuoni, non ho aperto le finestre quando c'era il temporale, forse è stata una pioggerella, puoi avere anche questa idea, però se vai fuori vedi le piante per terra, vedi le macchine, le case scoperchiate e vedi che è passato un fortunale importante e dici, dopodiché guardi, se fosse così, allora non si giustificherebbe neanche l'azione delle procure, no? In risposta allo sfogo di Brugnaro arriva anche la Lega Provinciale. Non credo sia il momento di fare polemica sul numero dei morti e non credo neanche sia giusto nei confronti di chi comunque un caro lo ha perso. Il dato che è certo è che le terapie intensive per un certo periodo erano piene e quindi la situazione andava presa con la massima attenzione possibile, come ha fatto il presidente Zaia.